Buonasera e buon 2020 a tutti da Campanaro 67. Mi trovo a Corinaldo, sono davanti al santuario di Santa Maria Goretti. Una ripresa in notturna non era stata mai fatta. Aspettiamo la suonata delle 17:30 per la messa delle 18. Queste campane ormai le conoscete fin troppo bene, ma in notturna con la cella campanaria illuminata non avevo mai fatto questa ripresa e quindi adesso aspettiamo la suonata delle 17:30. E sono sempre bellissime, molto strana questa prima che è leggermente crescente, un po' fuori concerto, però nel complesso fanno un suono veramente festoso e solenne. Ecco, questa era la distesa delle 17:30 e adesso andiamo all'interno del santuario e facciamo una ripresa all'interno. Questo è l'interno del santuario dove stanno recitando adesso appunto il rosario. Chiesa molto semplice, classica chiesa a croce latina col soffitto molto semplice, appena lavorato, senza affreschi e via dicendo, colonne di stile corinzio. E adesso andiamo a vedere, ovviamente siamo a Capodanno, è il primo giorno dell'anno, vediamo anche
alcune parti dell'interno. Questo è l'altare del Sacro Cuore di Gesù. Qui davanti ovviamente la statua del Giglio di Corinaldo, il simbolo della purezza, Santa Maria Goretti. E sotto l'altare principale è stato allestito il presepio. E questo è l'altare opposto a quello del Sacro Cuore, dove c'è l'immagine della Madonna in una grotta. E siamo di nuovo fuori. Questa è la ripresa dall'ingresso con questa entrata a mo' di cancello del sagrato, e questa è la facciata di questa semplicissima chiesa, ma ovviamente anche illuminata in questo modo molto molto bella. La chiesa appunto di Santa Maria Goretti, il Giglio di Corinaldo. E manca un minuto alle 17:45, adesso sempre da fuori vediamo cos'è impostato per le 17:45. I 30 tocchi dell'ultimo segnale messa. Avete sentito che dolcezza e che ovata nel suonare, e non c'è niente da dire. L'ottima elettrificazione della ditta Alba, che parecchio tempo fa ha modificato questo impianto da slancio a mezzo slancio per instabilità della torre, e la meccanica Alba praticamente in quel periodo aveva appunto modificato i ceppi da slancio a mezzo slancio, però come ben sapete l'Alba utilizza anche degli elettropercussori della OS Brevetti Scasselli, e la dolcezza e la morbidezza del tocco è indubbiamente unica in ogni genere. E va bene, per il momento da fuori è tutto, e adesso
ovviamente andrò ad assistere alla messa del 1° gennaio. Ancora più lungo il giorno fa? Sì, vediamo. Noi c'è una macchina che è dietro. E mi sa che non era l'ultima suonata. Adesso aspettiamo l'ultimo vero segnale messa, che sarà quello appunto pochi minuti prima delle 6. Se ben ricordo. Che dovrebbe suonare sul campanone. Così sentiamo anche la prima. Eccolo qua, eccolo qua, sono i 7 tocchi prima della messa delle 18. Per il momento, da Corinaldo, in provincia di Ancona, patria di Santa Maria Goretti è tutto. Un caloroso e affettuoso buon 2020 dal vostro Campanaro 67 e alle prossime. Come sempre, non so se farò tanti video, anche perché tra impegni, problemi vari e via dicendo, come vedete sono sempre qui in zona, quindi se ci fosse qualche novità, qualche sorpresa e via dicendo, la vedrete sul canale. Ciao a tutti, buon 2020 a tutti e alle prossime. Ciao a tutti.